Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello fatto dal segretario. Sarto Marco. Eccomi. Montisano Vera. Presente. Doretto Catiuscia. Presente. Perissinotto Nicola. Zia Paolo. Presente. Canta Elisa. Divece Daniela. Presente. Trevisan Elisa. Presente. Ravin Rachele. Finotto Alberto Fabio. Marchesan Rocco. Presente. Striuli Luciano. Buoso Arianna. Miollo Carlo. Presente. Baso Lino Antonio. Il consiglio è validamente costituito. Si procede quindi alla nomina degli scrutatori individuati nella persona di Divece Daniela, Perissinotto Nicola e Buoso Arianna. Si cede la parola al sindaco per l'illustrazione delle delibere. Grazie Presidente. Il punto numero 1 all'ordine del giorno prevede sostanzialmente che in data 4 novembre 2021 il signor Luca Antelmo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario e visto il verbale poi dell'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del 5 ottobre 2021, è rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Marco Sarto Carlo Di Tutti, cui appartiene il consigliere dimissionario, è il signor Pierino Guglielmini. Il signor Pierino Guglielmini si prende atto che ha accettato la carica di consigliere comunale, per cui noi oggi dovremo sostanzialmente deliberare la surroga e poi la convalida dell'elezione del signor Pierino Guglielmini. Si procede alla votazione se ci sono interventi. Nessun intervento, procediamo alla votazione per alzata di mano. Voti favorevoli? 10. Contrari? Astenuti? 5. Un altro voto per l'immediata eseguibilità? Sì. Procediamo al voto per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 10. Voti contrari? Voti astenuti? Ok. Adesso lo invito. Sì. Invito il signor Guglielmini a sedersi. Deve dare parola anche sul punto 2? Sì, certo. Ok. E do la parola al sindaco anche sul punto 2 relativo alla surroga del consigliere Mattia Munerotto. La stessa cosa vale per il fatto che sempre in data 4 novembre 2021 il signor Mattia Munerotto ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale e è necessario sostanzialmente procedere alla sua surroga come consigliere dimissionario. Visto anche in questo caso il verbale dell'adunanza dei presidenti di sezione elettorale del 5 ottobre 2021, è rilevato che il primo dei non eletti della lista civica Marco Sarto Carlo Di Tutti, a cui appartiene il consigliere dimissionario, è il signor Diego Battistuta. Preso atto altresì dell'accettazione del signor Diego Battistuta della carica di consigliere, dovremmo deliberarne naturalmente la surroga del signor Mattia Munerotto e di convalidare poi l'elezione a consigliere comunale del signor Diego Battistuta. Se ci sono interventi in merito? Interventi in merito? Possiamo procedere all'elezione per alzata di mano. Voti favorevoli? 11. Voti contrari? Astenuti? 5. Procediamo anche alla votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 11. Contrari? Astenuti? Ok. Invito ora il nuovo consigliere Battistuta Diego a sedersi qui con noi. Passo la parola.
Adesso passa per la zia. Adesso sempre mica ti dice adesso procediamo con il punto numero 3 del giorno e dopo tornerà a parlare il sindaco per iniziare. Procediamo con il numero 3 relativo alla costituzione e nomina delle commissioni consigliari permanenti e cedo la parola al sindaco per l'illustrazione del punto. Grazie Presidente. L'articolo 38,6 del decreto legislativo numero 267 del 2000 stabilisce che quando lo Statuto lo prevede il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. L'articolo 28 poi dello Statuto vigente prevede che il Consiglio Comunale si articola in commissioni consigliari permanenti a rappresentanza proporzionale elette con voto uninominale tenendo conto del complesso delle commissioni e del diritto di rappresentanza di tutti i gruppi consigliari. L'articolo 7 del vigente regolamento sempre del Consiglio Comunale stabilisce inoltre che il Consiglio Comunale provvede alla costituzione al suo interno con voto palese per tutta la sua durata in carica delle commissioni consigliari permanenti stabilendone il numero di componenti in modo che siano rappresentati con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi regolarmente costituiti. Si rende pertanto necessario procedere innanzitutto al numero delle commissioni consigliari e alla loro definizione e anche al numero dei componenti delle commissioni consigliari. La proposta fatta dall'amministrazione è quella di avere commissioni consigliari con 5 componenti, per cui con 5 membri, e di raggruppare per le attività le 3 commissioni consigliari, per cui la proposta è quella di ripetere l'esperienza dei 5 anni trascorsi delle 3 commissioni consigliari. La numero 1 pesca e attività produttive, la numero 2 lavori pubblici, territorio, ambiente ed urbanistica, la numero 3 turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali. Grazie Presidente, ho finito. Se ci sono interventi? Se ci sono interventi? Come capogruppo per la lista civica Claudio Putti propone che la Commissione pesca e attività produttive consiglieri Pirino Guglielmino, Alberto Finotto e Nicola Perissinotto. Un momento, Guglielmino, Finotto e Perissinotto. questa per la pesca e attività produttiva. Prima commissione. Ok. Per la seconda commissione lavori pubblici, ambiente e urbanistica, i consiglieri Perissinotto Nicola, Elisa Canta e Diego Battistuta. Per la terza commissione turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali, i consiglieri Elisa Canta, Daniela Di Dece e Rachele Bravin. Altri, prego. Allora, il gruppo Rotto Marchesan Sindaco, per la commissione numero 1 pesca e attività produttive proponiamo Rocco Marchesan. Per la commissione 2 lavori pubblici, territorio, ambiente e urbanistica proponiamo Striuli Luciano. Per la commissione 3 turismo, sport, servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanze e affari generali proponiamo Boso Ariano. Prego, capogruppo Miolo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, noi proponiamo per la prima commissione il dottor Lino Baso, per la seconda commissione area tecnica Carlo Miollo, per la terza commissione il dottor Lino Baso. Possiamo procedere alla votazione. Voti favorevoli? Unanime. Unanimità. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità. Sì. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Voti favorevoli? Perfetto.
Benissimo. Passiamo al punto 4 relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta, e anche in questo caso lascio la parola al Sindaco. Grazie Presidente. L'articolo 56,4 dello Statuto Comunale prevede espressamente che il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell'istituzione Don Moschetta, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente con distinte deliberazioni in seduta pubblica a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali. L'azienda speciale è, nel caso di Caoro, amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da 4 membri, scelti al di fuori del consiglio comunale fra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Il sistema di voto è segreto mediante l'indicazione da parte di ciascun consigliere comunale di un solo nominativo. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulterà eletto il più anziano in termini di età, per cui ogni consigliere comunale, sono state distribuite le schede, potrà fare ed esprimere un nominativo. Naturalmente in questo caso si nominano i 4 membri e anche in questo caso la minoranza deve essere rappresentata. Se ci sono interventi, prego Capogruppo Zia. La lista civica, a causa di tutti, propone la candidatura di Tiziana Baradè, Matteo Dorigo, Vanni Ferro a componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta. Altri interventi? Ferro, Vanni, e poi Non ho capito il nome. Roberto Passador. Ok, grazie. Altri interventi? Grazie. Per quanto riguarda noi, Marchesano. Un altro capogruppo. Passador Roberto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda noi proponiamo Rossi Gianna Graziella. Il voto è segreto, in questo caso procediamo con le operazioni. Adesso passerà Elena a ritirare i nostri voti. Quando arriva la sponda, chiede agli scrutatori di avvicinarsi. Benissimo. Non è facile. No. Lo so. E forse questo... vabbè. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi. Nicola Perissinotto. Potete aprire i biglietti e leggerli a voce alta. Rossi Gianna Graziella. Un attimo, con calma. Rossi 1. Passador Roberto. Rossi Gianna Graziella. 2. Passador Roberto. 2. Dorigo Matteo. Roberto Passador. Matteo 1, Passador 3. Vanni Ferro. Ferro 1, Dorigo Matteo. 2. Tiziana Baradè.
Ferro Vanni. Un attimo, Anna. Ferro Vanni, Due. qua. Ok. Dorigo Matteo. 3, Guardel Tiziano. 2, Baradel Tiziana. 3, Baradel Tiziana. 4, Ferro Vanni. 3, Dorigo Matteo. 4, 4. Vanni Ferro. 4. 4 voti Baradel, 4 Dori Ferro, 4 voti Dorigo e poi Passador. Esatto, sì, 4. Devi proclamare i eletti che sono 4. Proclamo eletti i signori Vanni Ferro, Dorigo Matteo, Baradel Tiziana, ciascuno con 4 voti, e il signor Rossi, Passador. e il signor Roberto Passador con numero 3 voti. Possiamo passare al punto 5 relativo alla nomina del Presidente. Lo dichiamo immediatamente dopo questa? Sì, Allora, dichiariamo le ok. Un attimo, dichiariamo prima l'immediata eseguibilità per alzata di mano di queste nomine. Voti favorevoli? Unanime. Perfetto. Passiamo quindi al punto 5 relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta. Lascio la parola al Sindaco. Sì, grazie Presidente. Con lo stesso procedimento, con riferimento alle stesse norme, procediamo questa sera, oltre alla nomina dei 4 componenti del Consiglio di amministrazione, anche alla nomina del Presidente. Anche qui la votazione è con scrutinio segreto, praticamente si vota come abbiamo fatto per i componenti e ogni consigliere può indicare una persona per tale nomina. Procediamo agli interventi. Grazie Presidente. Capogruppo ZIA per la lista civica Cavolo di Tutti propone la candidatura di Simone Busso a Presidente del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta. Se ce ne sono altri interventi? Nessun altro intervento? Possiamo procedere quindi alla votazione segreta scrivendo sul biglietto. Prego. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi. Uno alla volta e leggere a voce alta, grazie. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Simone Busso. Bianca. Simone Busso. Simone Busso. Simone Busso. Simone Busso. Busso Simone. Bianca. Simone Busso. Busso Simone. Busso Simone. Simone Busso. Simone Busso. Busso Simone. 12.
Con 12 voti viene eletto Busso Simone. Procediamo anche alla dichiarazione alla votazione sull'immediata eseguibilità della delibera per alzata di mano. Voti favorevoli? 12, Contrari? 3, Astenuti? contrari 3, astenuti 2. Sì. Passiamo dunque al punto 6 relativo alla nomina della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari. Lascio la parola al Sindaco. Richiamate le norme insomma, nel testo di delibera che prevedono che le norme sul riordino dei giudizi di assise, preso atto che gli stessi articoli, le stesse norme prevedono che in ogni comune sono formati a cura di una commissione composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede e da 2 consiglieri comunali 2 distinti elenchi dei cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti di assise di appello. Per cui sostanzialmente questa sera noi votiamo i 2 membri di questa commissione perché la stessa è presieduta dal sindaco o da un suo delegato. La votazione si svolgerà sempre con scheda segreta. I componenti della commissione devono essere consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 13. Saranno proclamati eletti i 2 consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti saranno proclamati i più anziani di età. Anche in questo caso si vota sostanzialmente una persona sola per ogni consigliere comunale. Interventi? Prego, consigliere Zia. Grazie. Il capogruppo per la lista civica Carlo Di Tutti per la Commissione della formazione e aggiornamento dei giudici popolari propone il consigliere Paolo Zia. Altri interventi? Prego, capogruppo. Il gruppo Rocco Marchesani Sindaco propone per la Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli enti giudici popolari Luogo Ariano. Prego. Grazie. Noi per questa nomina invece intendiamo segnalare la figura del dottor Lino Baso Antonio. Procediamo alla votazione. Invito nuovamente gli scrutatori. Buoso Arianna. Buoso Arianna. Paolo Zia. Paolo Zia. Paolo Zia. Paolo Zia. Baso. Lino Baso Antonio. Buoso Arianna. Paolo Zia. 5, Paolo Zia. 6, Paolo Zia. 7, Zia Paolo. 8, Paolo Zia. 9, Paolo Zia. 10, Baso Lino. 3, Baso Lino. 4, 10 Zia, 4 Basolino, 3 Bosco. Quindi sono nominati con voti 10 Paolo Zia e con voti 4 Basolino. Procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 14, Voti contrari? 3, Questi sono i suoi.
Procediamo con il punto 7, nomina del consigliere di minoranza in seno all'AMAB della banda cittadina. Cedo la parola al sindaco. Il Consiglio Comunale, con deliberazione propria numero 25 del 28 maggio 1992, ha approvato il nuovo regolamento della banda musicale cittadina. L'articolo 7 di detto regolamento stabilisce che in rappresentanza del Consiglio Comunale fanno parte del Consiglio direttivo dell'AMAB con diritto di voto un consigliere della minoranza e di diritto l'assessore alla pubblica istruzione. Questa sera il Consiglio Comunale delibera di nominare il consigliere comunale di minoranza rappresentante del Comune in seno al Consiglio direttivo dell'AMA Banda Cittadina. Procediamo con gli interventi. Prego. Grazie Presidente. Se la lista... No, non avevo nessuno. Di minoranza. Prego, se i capigruppo di minoranza hanno indicazioni. Sì, per il nostro gruppo, come Marchesan Sindaco, noi proponiamo Luciano Striuli. Prego. Grazie, noi proponiamo Carlo Miollo. Benissimo, possiamo procedere alla votazione. Grazie, prego. Luciano Striuli. Scheda bianca. Carlo Miollo. Striuli Luciano. Scheda bianca. Luciano Striuli. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Scheda bianca. Carlo Miollo. Scheda bianca. Scheda bianca. Miollo. Miollo Carlo. 4. 10 scheda bianca, 4 Miollo, 3 Striuli. Con numero 4 voti viene nominato Carlo Miollo. Procediamo anche alla votazione per la immediata eseguibilità. Voti favorevoli? 14. Contrari? 3. Quindi passiamo al punto numero 8, l'ultimo, sì, relativo alla nomina dei rappresentanti comunali all'interno della Commissione del Mercato Ittico, e lascio la parola al Sindaco. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione la numero 53 del 29 luglio 2014, ha approvato il regolamento comunale del mercato ittico e successivamente tale regolamento è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del Commissario straordinario la numero 34 del 9 luglio 2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale numero 52 del 27 settembre 2018. La Commissione è così composta dal Sindaco o suo delegato, dal dirigente del settore attività produttive del Comune di Caorle o suo delegato, da 2 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno scelto dalla minoranza, da un rappresentante dei grossisti, da 2 rappresentanti dei minutisti, da 3 rappresentanti dei produttori che rappresentano le diverse categorie della pesca, da un rappresentante dei lavoratori impiegati presso il mercato. Si vota sempre con schede segrete, il voto è uninominale, verranno naturalmente eletti i 2 consiglieri
le due persone indicate, i cui requisiti non necessariamente devono essere consiglieri comunali, per cui può essere sostanzialmente chiunque, e naturalmente una preferenza per ogni consigliere comunale, e di questi due componenti uno deve essere della minoranza. Prego con gli interventi. Capogruppo Zia. Sì, grazie. Per la lista civica Giovani Tutti si propone la candidatura del signor Ruzza Franco. Altri interventi? Prego. Per la lista Rocco Marchesan Silva si propone Rocco Marchesan. Prego. Buonasera, noi proponiamo Andrea Crosera. Rosera. Ok. Possiamo procedere al voto? No, hai ragione. Scusa, sì, sì. Andrea Crosera. Crosera Andrea. Marchesan Rocco. Rocco Marchesan. Ruzza Franco. 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 Andrea Crosera. 3, Rocco Marchesan. 3, Ruzza Franco. Andrea Crosera. 10 voti per Ruzza, 4 per Crosera, 3 per Marchesan. Sono eletti Ruzza. Sì. Sono eletti i signori Ruzza Franco e Crosera Andrea. Non è prevista l'esecuzione. Per questa non è prevista la votazione sull'immediata eseguibilità. I punti sono stati tutti discussi, il Consiglio è chiuso, è tolto. Grazie Presidente. Che dolore.